Ciao amici, allora benvenuti in questo unboxing, o come dice il mio amico Ross nei suoi video, unboxing. In questo caso ho acquistato uno zaino della DKC che dovrebbe ricordare il più costoso Seeker della GoPro, ma sapete che tendenzialmente io non compro le cose per il nome, ma le compro per la praticità, funzionalità e qualità. Ho pensato, perché devo pagare il doppio per uno zaino firmato GoPro quando posso avere lo stesso con un DKC o DKC, non so come si dica, però il concetto l'avete capito. Eccolo qua. Allora, presi i pezzi al volo. Vediamo un po' come è fatto il DKC. L'ho visto solo in video, speriamo che gli spazi tornino utili come ho pensato. Comunque, pettorina frontale con attacco per la GoPro, ottimo direi, sganciabile, zip tutte griffate, DKC o quello che è, dietro è fluo, è molto simile al Seeker, forse è quasi più bello perché ha queste rifiniture gialle che il Seeker non ha. Tasca anteriore, bella, capiente, comoda, qui ci stanno gli accessori. Qui ecco, la busta è qui, infatti avevo visto che c'era, scomparti, chiudiamo, grip anche qui, poi tasca superiore, qui ci sono gli alloggi per tenere le varie GoPro, i vari case o quello che sia, poi vediamo imbottitura, quindi la tasca superiore, la tasca anteriore e una tasca piccolina davanti per tenere documenti o cose più volanti che possono servire. Bene. Vediamo come gestire gli spazi con i miei accessori. Qui ho un po' tutti i miei accessori della GoPro. Qui ho un po' di viti, di case, poi di sotto altre cose che non ho portato su. Comunque, questo è il DOM di cui ho fatto un review che potete trovare nel canale. Questo è lo slope di cui presto farò un review. Questo è lo spivo, altra cosa di cui intendo fare un review e poi andremo a vedere come sta nello zaino. Questa è la pettorina per cani, di cui ho già fatto un review anche se andava un pochino larga al mio cane, alla mia cagnolina Luna. C'è un'altra tasca qui che non avevo visto. Oh oh. Bella, questa è una tasca posteriore che può portare un notebook, può portare un libro, può portare comunque qualcosa di piatto, un iPad, un tablet. Iniziamo con una rapida ipotetica disposizione degli accessori che poi vedremo meglio in un video successivo. Di base la mia preoccupazione era se il DOM riesce a stare bene nella borsa. Direi che ci sta egregiamente, perché lo mettiamo qui, direi questa è la posizione meglio. Così la parte della sfera è verso l'imbottitura, ci sta perfettamente. Questo per esempio è il microfono, di cui farò un review anche di questo, della Saramonic. L'ho messo in questo era un portabatteria della GH4 che era incluso con la batteria, io ci ho messo questo qui ci può stare un grip, in questa zona qui ci può stare uno dei case subacquei, cavetti, il controllo remoto, cage e chiudiamo. Nella parte sopra, che adesso è un po' da aprire, da sistemare perché chiaramente è stata piegata, trovano spazio questi alloggi dove uno ci può mettere appunto la GoPro, più di una, volendo ci mettiamo il microfono, qui ci potremo mettere le batterie, insomma molto molto pratico come vedete. Proviamolo addosso, sgancio quello che sarebbe il supporto da petto della GoPro. Sento un paracadutista. Pronti per il lancio? La GoPro poi verrebbe con la sua staffa attaccata in questo modo. Lo zaino mi sembra fondamentalmente comodo, è imbottito, si regola bene, dà idea di essere solido. Possiamo andare all'avventura con questo zaino.
anche se sono solo nel mio terrazzo, però mi sento già come se stessi per esplorare il mondo. Che dire, quindi lo zaino lo suggerisco, lo raccomando? Sì, l'ho appena aperto e mi convince. Direi di sì, è un'alternativa economica al Seeker, è quasi uguale, non cambia molto. Se vi piace come colore ed è comodo, prendetelo. Se preferite chiaramente il Seeker, prendete il Seeker o prendete lo zaino di un'altra marca. Se devo dire la mia, questo Decassio che dir si voglia, è molto comodo, pratico e vale quello che costa rispetto ad altri zaini dove si paga un po' il nome e il design e non solo il materiale. Ragazzi, è tutto, ci vediamo al prossimo video.